Pietro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie alla nostra regista dalla freschissima e bellissima voce. Grazie a questa radio, grazie a Umberto Bossi, che è morto ieri, ma che sta alla base, alla radice di tutto quello che abbiamo detto da 1 anno e mezzo a questa parte. E adesso lo dimostreremo. Vi racconterò quelle che sono le mie esperienze rapportandole a quello di cui abbiamo conversato in questo 1 anno e mezzo e più, perché è da giugno del 2024 che stiamo andando avanti a parlare, a approfondire il tema del democratos, della democrazia, chiedendoci, facendoci domande, scoprendo lungo il cammino di cosa stiamo parlando, perché tutto sommato oggi non lo si sa. E uno dei cardini che 40 anni fa ha detto e ha precisato di che cosa si stesse parlando quando si parlava di democrazia è stato proprio Umberto Bossi, segretario federale. Un abbraccio alla nostra Tina, ovviamente, anche lei è la storica rappresentante della Lega di Milano, a Matteo, più giovane di noi, venuto dopo, caro amico, per fortuna segretario della Lega, e a tutti voi radioascoltatori che avete la pazienza di ascoltare. Ora, in quella storia che abbiamo raccontato, abbiamo cercato di ricostruire e raccontare in questo anno, oltre 1 anno e mezzo, perché ormai ci avviciniamo quasi a 2 anni, Umberto Bossi è un cardine. È un cardine e vi dico anche per quale motivo. È un cardine perché fin dall'inizio io lo conobbi nel settembre del 1985, data che ricordo perfettamente, cioè oltre 40 anni fa. Lo conobbi allora perché Luigi Moretti, che allora era tecnico comunale presso il comune di Ranica, frequentando lo studio, annusò, lui apparteneva già al movimento leghista, annusò l'aria e mi propose un sabato di andare a incontrare Umberto Bossi. E quindi andammo in auto fino all'uscita del Monte Olimpino verso la Svizzera, l'autostrada da Milano a Como. All'uscita del Monte Olimpino, lì salimmo seguimmo per un certo tratto la strada di questo Monte Olimpino, poi a un certo punto deviamo sulla sinistra e mi ritrovai insieme a Luigi Moretti, poi parlamentare europeo, mi ritrovai in una balza delle nostre Prealpi, un prato con delle corna, delle rocce messe lì, in basso sulla sinistra una fila di case marroni, forse case per le vacanze, forse abitazioni stabili, non lo so, più in basso, e su questa montagna un pochettino che richiamava un po' il discorso della montagna, questo qui seduto sulla roccia che comincia a predicare. E dice delle cose ovvie per tutti coloro che vivevano la realtà, dire delle cose ma che non si potevano dire, non potevano essere dette, ma erano le cose più palesi, che tutti sapevamo essere tali, perché da decenni il Nord veniva sfruttato a vantaggio non di un recupero del Sud sacrosanto da aiutare, non c'è neanche dubbio, ma al mantenimento, all'assistenzialismo di un Sud che ne approfittava e anzi conquistava il Nord attraverso la burocrazia, dato oggettivo.
Altra cosa detta in modo palese, questo si riallaccia molto di più al nostro racconto quasi biennale, i partiti non rappresentavano più il popolo. Non c'era più un legame fra popolo e strutture partitiche, come era stato ad esempio subito nell'immediato dopoguerra, negli anni 50, fino ai primi anni 60, in particolare la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista rappresentavano comunque una fetta della popolazione che in qualche modo comprendeva quello che quei partiti esprimevano e dicevano. Non c'è più questo legame. Non solo, Bossi introdusse il concetto di movimento. La Lega autonomista lombarda, perché ricordo le parole che disse lì in quel discorso della montagna, la Lega autonomista lombarda era un movimento. Nasce come movimento perché il partito o il concetto di partito aveva travalicato i suoi compiti e i suoi doveri. Era diventata una struttura che io poi definii paramafiosa, cioè praticamente un blocco di interessi che con l'interesse del popolo veniva a distaccarsi sempre di più, come è oggi, come è verificato. Disse un'altra cosa stupefacente, e qui mi riallaccio al discorso che abbiamo fatto ancora sabato scorso circa la enciclica Rerum Novarum, circa i principi, stavamo cominciando a parlare di quello, che principi democratici di potere del popolo che abbiamo introdotto, che furono introdotti dalla Chiesa Cattolica in divergenza sia dal socialismo marxiano sia dal liberismo di John Stuart Mill. Ora, cioè il principio, attenzione, la ripresa di quelle che erano state le corporazioni. Cioè praticamente principio secondo cui la società, per poter essere democratica, per poter essere equa, per poter aspirare a una pace sociale, doveva essere equilibrata, armonica, fin dal basso. E venne poi introdotto da Papa Pio XI, che faceva parte di quel movimento di pensiero, il principio di sussidiarietà. Non faccia l'ente superiore ciò che può essere adeguatamente svolto dall'ente inferiore. Se la famiglia può e deve gestire determinate situazioni, sia la famiglia a gestirsele, ad assumersene la responsabilità, eventualmente ad essere aiutata, ma non lo faccia lo Stato, non lo faccia qualcun altro. Così a scalare e a salire in una ripresa modernizzata di quello che era stato il sistema delle corporazioni, dei corpi intermedi nei comuni, quei comuni che avevano dato lustro alla civiltà italiana. Il Rinascimento è italiano e rimane tale finché ci sono i comuni che funzionano, finché c'è una struttura armonica al cui centro era poi Lorenzo il Magnifico. La cultura italiana è grande e prevalente in tutto il mondo fino a che c'è quel tipo di struttura. Crolla, muore Lorenzo il Magnifico, i vari comuni, i principati italiani litigano, la cultura italiana torna a riemergere in qualche modo, senza imporsi, col Risorgimento nell'Ottocento. Dalla fine del Cinquecento fino
dopo la metà del Cinquecento, fino all'Ottocento, per ben 2 secoli e qualche decennio, non conta niente la cultura italiana a livello mondiale, è di basso profilo. Bossi riprende quel criterio e dice il movimento deve prima di tutto rendersi conto che il potere nasce dal basso, che l'organizzazione della società nasce dal basso, che ognuno deve avere la responsabilità e il dovere di esercitare i poteri che gli competono nel suo ambito e esercitarli bene, perché quello è il principio sul quale si deve basare la costruzione della società, che così costruita è facilitata ad avere rapporti con altre società contigue, non necessariamente strutturate in modo simile, ma con altre società, federalismo. Questo è quello che dice fin dall'inizio, avendo da poco costituito, credo, il movimento della Lombardia autonomista, avendo costituito quello, questo è quello che dice quel giorno, quel assolato settembre del 1985, oltre 40 anni fa, dice Bossi, ed è quello che poi segue e persegue, specialmente nei primi tempi, comunque segue e persegue costantemente almeno fino al 2004, quando disgraziatamente viene colto da un ictus, sta male. Ricordo ancora la messa celebrata a Pontida, proprio a Pontida, nella basilica di Pontida, per aiutare la sua guarigione, ma guarigione che poi del tutto sostanzialmente non avverrà mai. Diciamo che il fulcro del pensiero di Umberto Bossi si estende da quando l'ho conosciuto, 85, fino a quel 2004, nell'arco di un ventennio, di quel ventennio. Poi ha dato i suoi suggerimenti, ha espresso le sue opinioni, però non aveva più purtroppo la forza che ha avuto in quel periodo. Quali sono stati i miei personali rapporti con questo personaggio col quale, che ho conosciuto da allora, col quale ho avuto frequenti rapporti? Non gli ho mai dato del tu, come tu Umberto, no. Lei segretario, lei Bossi. Sempre rispettato molto, e lui ha sempre rispettato molto anche me, perché non era uno che trattasse con bene, diciamo, i suoi interlocutori. Era più, forse per una sua fragilità interna, forse perché è molto, anche secondo me, timido come personaggio, doveva fare un po' il di più. Per cui tendeva a prevaricare, anche a essere insolente nei rapporti con le persone, nell'interlocuzione. Con me no, come è sempre stato di una gentilezza assoluta, e credo di essere stato uno dei pochissimi che hanno passato 3, 4, 5 volte in tutta o anche meno, 4 volte più o meno, che hanno passato però ore e ore e ore da soli, a tu per tu, a discutere di politica. Una volta addirittura, ricordo nel sotterraneo di una discoteca qui nella pianura bergamasca, cominciamo a discutere, erano le 7 del pomeriggio, lui con la Coca-Cola, le bottigliette di Coca-Cola che ogni tanto gli portavano, e io con l'aranciata amara, mi ricordo ancora, e abbiamo cominciato a discutere, a parlare il federalismo, l'autonomia, l'uno l'altro. Morale della favola, mi sono accorto a un certo punto che dalle luci, dalle tapparelle abbassate filtrava un po' di luce, erano arrivate le 6 del mattino. Erano passate 11 ore, non ci eravamo neanche accorti, noi avevamo mangiato, se non qualche
brioche, qualcosa che portava qualcuno portava impietosito, portava ogni tanto, e vista l'ora, avuta contezza di un'ora del genere, fuggì a casa di corsa. Mia moglie aveva già telefonato a tutti gli ospedali perché ero letteralmente scomparso. Ma questo è ecco, a me è capitato 4-5 ore di seguito con lui da solo a discutere. Sono sempre state discussioni molto approfondite, molto belle, e che hanno avuto anche poi dei riscontri nell'azione del segretario Umberto Bossi. Uno dei punti, abbiamo parlato nelle settimane scorse della Rerum Novarum, di quella evoluzione o rivoluzione che addirittura fu introdotta fra i cattolici nella consapevolezza della mancanza di una dottrina sociale che reggesse l'urto del crescente, nascente socialismo o dell'estensione del capitalismo liberalista. Ora, liberale. Il cruccio, uno dei crucci di Umberto Bossi fu proprio il rapporto con la Chiesa Cattolica. Ora, nell'ambito di questo rapporto avrete capito, nel momento in cui assume una teoria autonomista e federalista di quel tipo e la dice, la proclama, la dichiara a tutti, lui si mette, anche se non lo sapeva, perché si dice tanto del Bossi, c'è chi sostiene la grande cultura di Bossi, c'è chi sostiene che era un ignorante. Non era né l'uno né l'altro, era uno che si impegnava molto nello studiare, nell'apprendere, nel colmare le lacune umanistiche che aveva, perché la sua cultura era derivata da studi tecnici prevalentemente, per cui di filosofia, di teoria ne sapeva poco sostanzialmente, e cercava. L'unico parlamentare che ho visto in tanti anni studiare, ma studiare davvero, prendere i libri e studiarli e poi darne riscontro. Ricordo l'impegno con cui studiò le opere di Gramsci. Me ne parlò e me lo disse e dimostrò, aveva lì il libro ed era tutto segnato, insomma, non raccontava balle. E il solco nel quale si era immesso era evidentemente quello della dottrina sociale della Chiesa, promulgata agli inizi del Novecento e andata avanti fino accettata, imposta, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo filone però non era gradito alle nuove gerarchie della Chiesa Cattolica, quelle che aderivano alla interpretazione, sottolineo interpretazione, del Concilio Vaticano II come dottrina orientata al mondo. Ma orientata al mondo nel senso che ciò che accade nel mondo finisce per determinare le tue decisioni e le tue valutazioni. Cioè, il mondo va a prevalere a questo punto sulla dottrina, senza volerlo magari, però è questo quello che avviene sotto la spinta in particolare prima di Dossetti, poi dei Gesuiti. Quindi una tendenza di questo tipo, quindi più o meno non dico compatibilità, ma comunque un richiamo, una risonanza col socialismo. Non dico una consonanza, ma quantomeno un richiamo al socialismo c'è. E anche il vocabolario, il modo di parlare, il modo di esprimere del socialismo viene a prevalere nella dottrina sociale della Chiesa. In contrapposizione, inutile dirlo, non è affatto
un'evoluzione, in contrapposizione con la dottrina sociale ufficiale, vigente almeno fino all'epoca di non solo di Pio XII, ma anche di Giovanni XXIII. Il vero stacco è fra Giovanni XXIII e Paolo VI. Prima è A, poi è B. Quindi questa nuova interpretazione, che attenzione è un'interpretazione soggettiva, una fascinazione dell'argomentazione socialista nell'assenza, nel venir meno del sangue nelle vene dei cattolici, del pensiero, del forte pensiero cattolico che viene meno e più o meno svanisce, va a confluire o va a mischiarsi con quello del socialismo, che peraltro già è in decadenza, perché nell'89 poi crolla l'impero sovietico perché non sta più in piedi, perché è retto su un sistema che non sta in piedi. Però la fascinazione delle gerarchie ecclesiastiche è quella. Il Bossi, che nell'85, alla vigilia sostanzialmente del crollo dell'impero sovietico, alla vigilia del crollo del socialismo reale, viene a riproporre, senza saperlo probabilmente, senza averlo studiato e valutato fino in fondo, e questo glielo dissi, non lo accettò molto, ma non lo capì neanche a fondo. Uno che ti viene a proporre una teoria forte, che aveva fatto i conti col fascismo all'inizio del secolo, che aveva dimostrato alla fine della seconda guerra mondiale di essere alla base di quello che fu il miracolo economico, che il miracolo economico fu un miracolo delle famiglie, della borghesia, delle famiglie, degli operai diventati borghesi, cioè fu il trionfo della negazione della fumosa teoria socialista. E uno che ti va a riprendere una roba del genere, che te la ripropone contro tutte le mode intellettualistiche vigenti, interpretative, vigenti nella Chiesa, dà fastidio. E da qui anche per una scarsa cultura di natura religiosa, cioè natura anche cattolica. Lui non è che conoscesse più di tanto né la storia della Chiesa, né la storia della religione cattolica in Italia, né conosceva in sé le sacre scritture. Andava a spanne, sapeva quel che più o meno aveva sentito a messa, e tanto da aver scelto come capo dei cattolici padani, cioè praticamente cattolici che seguivano la dottrina sociale ancora originaria, quella dell'inizio del secolo, di questi cattolici padani, Giuseppe Leoni, l'architetto Giuseppe Leoni, bravissima persona, che però aveva come, dal punto di vista cattolico, aveva come pregio, come merito, quello di aver fatto il chierichetto. Ecco, questo per dire l'assenza di un background, di una cultura che potesse affrontare un momento storico di pensiero religioso, che alla fine poi è alla base ancora, lo diceva anche Mazzini, è alla base delle evoluzioni, delle teorie sociali. Bene, in questo caso una mancanza di strutture, di conoscenze, di capacità sufficienti per affrontare un problema di questo tipo. Fu un argomento che affrontai a fondo col segretario Umberto Bossi. Lui ci credeva sì, ci credeva no, non riusciva, tante cose non le sapeva. Essendo segretario di un partito combattuto, di un movimento combattuto da destra e a manca, aveva anche qualche difficoltà a credere poi a uno che, per quanto onesto, avesse la faccia da brava persona, però poteva anche sbagliarsi, insomma, ecco. Quindi con molta prudenza però accettò alla fine quello che io riuscii a combinare, cioè l'incontro con un vescovo di Bergamo.
vescovo di sinistra tra l'altro, che però intelligentemente accettò di incontrare Bossi. In segreto lo incontrò e parlammo proprio della dottrina sociale, parlammo proprio di ciò che i vescovi precedenti a lui, il vescovo di Bergamo, avevano fatto per il popolo, da Monsignor Speranza a Guindani, allo stesso Guindani, a Radini Tedeschi, che poi era il vescovo amico di mio nonno, col segretario Don Angelo Roncalli, che era il cappellano di casa di mio nonno. Quindi fu un discorso un po' agevolato dal fatto di parlare in famiglia di dottrina sociale, di ciò che era avvenuto, di come l'Università Cattolica aveva appoggiato e favorito questo crescere di mentalità. E il vescovo di Bergamo ne fu affascinato da un lato, e disse se lei Bossi mantiene quello che ha detto, io vado a parlarne. E infatti Bossi mantenne e lui andò a parlarne. Purtroppo la cosa fu bloccata a Milano, perché i gesuiti, Cardinal Martini, erano di tutt'altro avviso. La spinta era verso il socialismo. E quindi un incontro di quel tipo significava, dal loro punto di vista, tornare indietro. Sono cose che dico perché le ho vissute personalmente, a colloquio ero presente e con me c'era anche un altro amico fraterno, docente universitario, e sono cose che sono momenti di svolta che credo siano, qui parlano tutti da Niconico, Umberto di qua, Umberto di là, ma credo che in realtà aspetti così importanti, aspetti così decisivi e particolari non li posso raccontare, li possono raccontare in pochi, io li posso raccontare, prima persona. E fu una svolta decisiva, tanto che quando Milano si oppose all'apertura nei confronti della Lega, il segretario mi chiamò al telefono e poi dopo ci vedemmo lì in sede a Milano e mi dice vedi, tu quella roba qui non l'avevi capita, dico segretario, lei è andato a parlare e a esporre le sue cose, lei non è più comunque il nemico in assoluto, è uno col quale si può discutere. E infatti fu così, perché una parte del mondo cattolico cominciò a discutere con la Lega, a trattare, a cercare di capire quale fosse il significato di questo popolo, movimento di popolo, non partito, che avanzava, e un'altra parte invece vide immediatamente in questo popolo autonomo che avanzava un nemico. Nemico perché l'organizzazione in sé era divina, è qualcosa di importante, solo attraverso l'organizzazione si arriva alla salvezza del popolo. Sono due concezioni completamente diverse, noi siamo per la prima, loro con le organizzazioni arrivano alle guerre. Questo è il dato oggettivo, è il dato che ci ha insegnato Umberto Bossi, il quale morto il 19 marzo, giorno del papà dei leghisti, però ci ha insegnato che attraverso un sistema pacificatore che parte dal basso, le guerre non ci sono, perché di guerre Umberto Bossi, la Lega non ne hanno mai fatte, la violenza non c'è mai stata. Attraverso i sistemi di grandi strutture, di grandi costruzioni, ci sono le guerre e ne stiamo pagando il fio. Noi ci risentiamo sabato prossimo, Dio piacendo, e magari torneremo a riagganciare a questo punto la figura storica di Umberto Bossi a tutta la storia che stiamo raccontando e che, avrete capito, era congrua alla figura, quella grande figura del più grande politico della seconda metà italiana, della seconda metà del secolo scorso, Umberto Bossi. A risentirci. Avete ascoltato